Allora Chiara, coppia aperta quasi spalancata. Qual è secondo te, dopo questo film, lo stato di salute che tu hai compreso del poliamore in Italia? Ma il poliamore è una modalità con la quale le persone cercano di essere felici, appunto, quindi in realtà è un'altra straordinaria modalità con la quale le persone, tutti gli esseri umani dalla notte dei tempi cercano di essere felici. Un po' la trama brevemente di questo film. La trama, lo spunto appunto è la pièce teatrale di Franca Rame e Dario Fo, coppia aperta quasi spalancata, che ho portato molte volte anche qui in Veneto, la storia di questa moglie disperata che è tradita dal marito, il cui marito appunto a un certo punto propone di spalancare la coppia per fare il proprio comodo e lei si trova costretta ad accettare perché pensa di non valere niente senza un uomo accanto, senza un marito. Poi però piano piano comincia ad ascoltarsi, comincia a prendere consapevolezza di sé, addirittura si innamora anche di un altro uomo, a quel punto il marito impazzisce perché capisce che la moglie come, non ce l'ho più qui accanto come un oggetto inamovibile. E quindi il film prende spunto da questo, dopo 40 anni, perché questo testo è dell'83, ma esiste la coppia aperta, quasi spalancata, e quindi io sono andata a fare una sorta di viaggio in quello che è oggi, in quelle che sono oggi le diverse modalità di amore. Quindi ho incontrato i poliamorosi, ho incontrato il più vecchio poliamoroso d'Italia, il professore Carlo Consiglio, 96 anni e 3 fidanzate, e quindi sono andata a toccare un film, sono andata a toccare una realtà che mi ha restituito questa consapevolezza che tutti noi in un modo o nell'altro cerchiamo la strada più consona a quelli che sono i nostri colori per acchiappare l'amore e la felicità. Nessuna è perfetta, tutte sono sbagliate, tutte sono giuste, basta che funzioni.